e come sempre la terra trema ancora. Infatti ieri sera una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata alle ore 21:20 in Calabria, con diciamo l'epicentro appunto a Stiro, cioè che è la provincia di Reggio Calabria. La profondità più o meno era di 35 km. La scossa è stata avvertita comunque dalla popolazione, come sempre. La maggior parte delle persone si è messa a paura, quindi questi terremoti che ancora si susseguono in quasi tutta l'Italia, Sicilia, Sardegna, Calabria, davvero non si capisce più nulla. Comunque non ci sono danni a persone o cose, solo questa paura. Quando ieri c'è stata la luna piena, un poco prima che la luna diciamo entrasse nel suo pieno, nell'eclissi diciamo lunare, è avvenuta questa scossa di terremoto che secondo me non c'è nulla. Ciao Isabella, in comune, voglio dire, doveva accadere. Non credo che sia stata diciamo la luna a influire sui terremoti, anche se ci sono persone che credono che quando ci sia la luna piena ci sono più probabilità di scosse di terremoto, ma questo è relativo, quindi non lo possiamo dire. Comunque la scossa è stata, diciamo, l'epicentro era a Punta Stito, una provincia di Reggio Calabria. Non ci sono feriti, non ci sono danni a cose o persone, quindi solo un po' di paura e niente di più. Quindi ragazzi, vi auguro una buona giornata, quindi non preoccupatevi, è solo. Ciao Marcella, è stato solo un po' di paura, ma stanno tutti bene. Speriamo che questi terremoti si calmino un po' e che facciano vivere un po', ciao Alessandro, le persone un po' meglio, anche perché giustamente ci sta proprio un aumento dei terremoti in questi diciamo mesi esagerato. Di 3, Alessandro, magnitudo 3 a 35 km di profondità, quindi è stata avvertita dalla popolazione perché non era tanto profonda poi. Però l'importante è che stiano tutti bene, che non ci sono danni, come ho detto, né a persone. 21 e 20, Alessà, è stata a Punta Stilo, una provincia diciamo di Reggio Calabria. No, no, non ci sono né danni né persone né cose, nulla, nulla. Sta tutto bene. Ciao Giovanni. Quindi ragazzi vi auguro una buona giornata e come sempre iniziamo nel migliore dei modi, tanto per dire. Ragazzi, buona giornata a tutti e mi vado a fare un bel caffettino che ci vuole a quest'ora. Ci sentiamo più tardi, sperando sempre in qualche notizia positiva, anche se ragazzi, sinceramente lo sapete, non lo credo che riuscirò a fare una notizia buona, quindi so più i guai che le cose belle purtroppo. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata.